Una proposta che tiene conto di un disagio crescente, di dati che dimostrano che l'utilizzo precoce e soprattutto non controllato, e ripeto non controllato, dei social network producono effetti dannosi per i nostri ragazzi. È necessario, dal mio punto di vista, pensare ad una stretta anche attraverso degli strumenti di identità digitale, perché troppo spesso le regole sono aggirate, i giovani, giovanissimi, sono esposti a contenuti di violenza esplicita sotto diverse forme e noi abbiamo la necessità di intervenire. Credo che la legge, soprattutto il Parlamento, serva soprattutto a questo. Tra l'altro ricalca alcune determinazioni che sono state già assunte in altri paesi del nord Europa. Io peraltro come ultimo atto parlamentare ho presentato proprio una proposta di legge in questo senso. Faremo una proposta di legge nazionale dal Consiglio regionale, visto che è una possibilità messa anche dalla nostra Carta Costituzionale, e dimostreremo che tutti i partiti su questo hanno assolutamente a cuore un'esigenza dell'adolescenza di oggi, che troppo spesso è vittima di modelli virtuali, non solo dal punto di vista della violenza esplicita come citavo prima, ma anche di modelli iperperfezionistici con grandi difficoltà poi per quanto riguarda anche i disturbi alimentari.